Nella luce radiosa di questa solennità, la Chiesa pellegrina sulla terra eleva il suo sguardo alla Vergine Maria, assunta in anima e corpo alla gloria celeste. Questo ineffabile mistero, solennemente proclamato dogma da Papa Pio XII nel 1950, corona una fede antica e universale, custodita sin dai primi secoli nei cuori dei credenti. In Maria, primizia della redenzione e specchio purissimo della Chiesa gloriosa, contempliamo il destino ultimo a cui anche noi siamo chiamati, la piena comunione con Dio, nella resurrezione della carne e nella vita eterna. Il suo glorioso transito ci esorta a innalzare l'anima alle realtà del cielo e a vivere quaggiù con cuore già trasfigurato dalla speranza. Iniziamo la celebrazione eucaristica con il canto numero 66, giorno di festa. Faremo le strofe 1, 4 e 6. Giorno di festa è questo per noi, tempo di grazia e santità. Saprà la gioia ogni cuor e la speranza crescerà. Gloria a te in eterno, gloria a te, o Dio. Insieme? Gloria a te in eterno, gloria a te, o Dio. Senza tramonto, la tua luce splenda in noi. Tutto possiamo uniti a te, nella da pace senza te. Gloria a te in eterno, gloria a te, o Dio. Gloria a te in eterno, gloria a te, o Dio. Segno di luce e di speranza, splende Maria sul cammin. Madre di grazia e di bontà, il nostro passo guiderà. Gloria a te in eterno, gloria a te, o Dio. Gloria a te in eterno, gloria a te, o Dio. Chiesa di Dio, Madre di Santi, Cristo tuo sposo vive con te. Egli ti manda ad annunziare
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Sostenuti nella speranza dal segno luminoso che è la Beata Vergine Maria assunta in cielo, disponiamoci a celebrare degnamente i santi misteri, riconoscendo i nostri peccati, invocando la misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ha innalzato alla gloria del cielo in corpo e anima l'Immacolata Vergine Maria, Madre del tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni per condividere la sua stessa gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava 1/3 delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Risplende la Regina, Signore, alla tua destra. Risplende la Regina, Signore, alla tua destra. Figlie di Re fra le tue predilette, alla tua destra sta la Regina, in ori di Ofir. Risplende la Regina, Signore, alla tua destra. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre.
invaghito della tua bellezza. È Lui il tuo Signore, rendigli omaggio. Risplende la Regina, Signore, alla tua destra. Dietro a lei le vergini sue compagne, condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del Re. Risplende la Regina, Signore, alla tua destra. Dalla prima lettera di San Paolo, apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti, perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto. Prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto a nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario, infatti, che Egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, Maria è assunta in cielo, esultano le schiere degli angeli. Alleluia, alleluia, Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a Dio, Signore. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giudea.
entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Maria allora disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato all'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e per la sua discendenza per sempre. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Lode a Dio Cristo. Ogni sera, nella preghiera dei Vespri, la Chiesa è invitata a cantare o a recitare il Magnificat, facendo proprie le parole che, secondo il racconto dell'Evangelista Luca, Maria di Nazaret ha pronunciato dopo che Elisabetta, sua parente, l'ha salutata come la benedetta fra le donne. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Ecco, non sono solo le monache, i monaci, le religiose, i religiosi, i consacrati, i vescovi, i preti e diaconi a celebrare quotidianamente la liturgia delle ore con le lodi al mattino e i vespri alla sera. Ci sono anche fedeli, laici, donne e uomini che trovano il tempo per pregare con i salmi al mattino e alla sera. Ma in ogni caso, chi celebra le lodi, chi celebra i vespri, non lo fa a titolo puramente personale. Dà voce a tutta la Chiesa. Anzi, si può dire che dà voce all'intera creazione, chiamata a dar lode al suo Creatore, chiedendo che si manifesti la sua bontà in questo povero mondo. È la Chiesa nel suo insieme, è il popolo di Dio che canta il Magnificat quando qualcuno in gruppo o personalmente celebra i Vespri. E perché
il Magnificat, questo inno che ci consegna l'Evangelista Luca, è inserito nella preghiera serale dei Vespri. Alcuni scrittori cristiani medievali hanno cercato di spiegare le ragioni di questa particolare collocazione. C'è un inglese, Beda il Venerabile, che nell'VIII secolo ha scritto: «È parso opportuno recitare il Magnificat alla sera affinché la nostra mente, affaticata durante il giorno e dispersa in pensieri diversi, si raccolga nell'unità della contemplazione». E questo è un insegnamento non privo di attualità. Ecco, penso alla fatica con la quale molti adolescenti e giovani, ma non solo loro, vivono il passaggio dal giorno alla notte, dall'attività al riposo. Affinché la mente dispersa, affaticata in pensieri diversi, si raccolga in unità. Questo Beda il Venerabile, ma nel XIII secolo un teologo, poi vescovo Guglielmo Durante, un francese, spiegava che il canto del Magnificat è adatto alla sera perché alcuni eventi fondamentali della storia della salvezza si collocano proprio all'ora vespertina. La morte di Cristo, l'ultima cena, l'incontro con i discepoli di Emmaus e anche, secondo una certa tradizione, l'annuncio dell'angelo a Maria con l'incarnazione del Figlio di Dio. Alla sera della storia del mondo, ecco, avviene qualcosa di nuovo. Più recentemente, ecco, nel 2009, Papa Benedetto XVI ha detto che il Magnificat è diventato il canto quotidiano della Chiesa proprio nell'ora dei Vespri, l'ora che invita a meditare sul significato della vita e della storia. Ecco, il significato della vita e della storia. Per fede, per la fede che ci è stata donata, noi sappiamo che questo significato è rivelato in Gesù Cristo, risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. E il Magnificat è un canto che presuppone la vittoria di Cristo sulla morte. In essa Dio ha mantenuto le sue promesse, ha manifestato la sua misericordia e lo ha fatto in modo paradossale, andando cioè contro la logica che sembra dominare la storia, la logica che vediamo in atto spesso anche oggi: vinca il più forte o anche vinca il più furbo. No, Dio entra nella storia disperdendo i superbi, rovesciando i potenti dai troni, rimandando i ricchi a mani vuote. Il Magnificat è anche il canto della sera della vita di Maria, il canto che dice il compimento del suo pellegrinaggio terreno, del suo cammino nella fede, accolta nella gloria di Dio in anima e corpo con tutta la sua storia, con tutta la sua persona. Maria esulta in Dio e proclama le grandi cose che in lei ha compiuto il Dio 3 volte santo, grande nell'amore, l'Onnipotente. E come popolo di Dio noi oggi con particolare intensità ci uniamo all'esultanza di Maria. Ecco, sappiamo bene che nel mondo ci sono potenti che credono di poter agire solo per affermare se stessi, per espandere superbamente il proprio ego, ma pregare con il Magnificat ci insegna a guardare oltre, a riconoscere i segni di una storia diversa, nella quale le persone sono riconosciute per la loro dignità di persone, nella quale i diritti delle persone sono rispettati, in quanto diritti della persona,
non legati a particolari prestazioni, a capacità o a meriti. Con la preghiera, anche la preghiera del Magnificat alla sera, è esercizio di uno sguardo di fede, quello sguardo che ci unisce come membra del corpo di Cristo, del popolo di Dio. Ed è per questo motivo che negli orientamenti pastorali che ho consegnato assieme alla lettera pastorale lo scorso 23 maggio, la preghiera è indicata come il primo e fondamentale ambito di azione pastorale, al quale fare attenzione per corrispondere con le nostre azioni al dono di Dio. La preghiera, l'invocazione dello Spirito Santo, la lode, la supplica. E il riferimento alla preghiera richiama anche il nostro celebrare, che coinvolge gesti, canti, parole e anche spazi. Questa è la prima volta che presiedo come vescovo la celebrazione in cattedrale con la cattedra del vescovo collocata lungo la navata centrale. Forse qualcuno si è accorto. Sì. C'è qualcuno che magari non ci bada tanto a queste cose, però qualcuno si è accorto che la cattedra è stata spostata. Ora, se la cattedra è stata spostata dal centro al lato, non è solo per amore di novità o per essere più vicina all'assemblea. La scelta è legata al fatto che al centro della nostra attenzione, quando celebriamo la Santa Messa, e non solo, quando entriamo in una chiesa, in particolare in una cattedrale, dovrebbero stare l'altare e l'ambone, segni l'uno e l'altro del Cristo. L'altare non è un tavolino, l'ambone non è un leggio, sono segni del Cristo che dona se stesso nell'Eucaristia, ecco l'altare, e che proclama la vittoria della vita sulla morte, ecco l'ambone. Quindi non la cattedra del vescovo, ma l'altare e a fianco dell'altare l'ambone. L'attuale collocazione, lo sappiamo, non è definitiva. Sarebbe bello pensare a una sistemazione più stabile di altare, ambone e cattedra. Ecco, chissà che per il 1400° anniversario della morte di San Tiziano, che sarà nel 2032, non sia possibile arrivare alla sistemazione degli spazi della cattedrale in modo più stabile, o almeno avviare questa sistemazione. Per ora lo spostamento della cattedra ci permette, fra l'altro, di rivolgere la nostra attenzione più direttamente al dipinto novecentesco, opera del pittore mestrino Alessandro Pomi, che sta in fondo all'abside della nostra cattedrale. Rivolgere lo sguardo a questo dipinto oggi. Vediamo l'immagine di Maria accolta nella gloria di Dio, incoronata dal Figlio Gesù come regina del cielo e della terra. Anche questa immagine, quella che vediamo nell'abside, assieme alla preghiera del Magnificat, ci aiuti a esercitare uno sguardo di fede sulla realtà, per impegnarci nel bene e proseguire il nostro cammino nella speranza e nell'amore.
Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso su noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Nella celebrazione odierna splende la luce della Pasqua. Maria, immacolata nella sua concezione e intatta nel parto divino, è assunta al cielo in corpo e anima. Sia lei, arca della nuova alleanza e donna vestita di sole, a sostenere la nostra supplica. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Santa Chiesa pellegrina nel tempo, sostenuta dalla Vergine assunta in cielo, possa condurre tutti a contemplare la luce del volto di Dio. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le situazioni di conflitto in ogni parte del mondo. Il Signore, che disperdi i superbi, rovescia i potenti e innalza gli umili, tocchi il cuore di coloro che hanno responsabilità di governo, perché tutti si impegnino per una pace disarmata e disarmante, capace di riscattare ogni sofferenza e ingiustizia. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le persone con disabilità, gli anziani, i malati, uniti alla Vergine Madre, affrontino il disagio e la solitudine senza perdere la speranza. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le donne che hanno accolto la vocazione alla vita virginale, affidandosi a Maria, modello della verginità consacrata, alimentino le loro lampade con la preghiera e la carità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi, qui riuniti nel ricordo grato dell'Assunzione di Maria, per la sua intercessione cresca nei nostri cuori la beata speranza di giungere alla gioia della patria celeste. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Accogli, o Padre, la preghiera del tuo popolo e fa che, contemplando il mistero di Maria, associata in corpo e anima alla Pasqua del tuo Figlio, riconosciamo in ogni persona la tua immagine e il riflesso della tua gloria. Per Cristo, nostro Signore. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Salga a te, o Signore, il nostro sacrificio di lode, e per intercessione della Beata Vergine Maria assunta in cielo, i nostri cuori, ardenti del tuo amore, aspirino continuamente a te, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi la Vergine Maria, Madre di Dio, è stata assunta in cielo, segno di sicura speranza e consolazione per il popolo pellegrino sulla terra, risplende come primizia immagine della Chiesa chiamata alla gloria. Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro, colei che in modo ineffabile ha generato nella carne il tuo Figlio, autore della vita. E noi, uniti ai cori degli angeli, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Sanctus, 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 Dominus. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Benedictus qui venit in nomine Domini. Sanctus, 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 Dominus. Hosanna in excelsis. Sanctus, 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 Padre veramente santo, è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente
Santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Tiziano e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede, nell'amore, la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli,
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Ci uniamo nel canto Nulla con te mi mancherà, al numero 112 del libretto dei canti. Con te mi mancherà, rifiorirà questa mia vita. Accanto a te grazia e bontà, serenità, pace infinita. Pascoli ed acque troverò, camminerò per il tuo amore. La notte più non temerò, ti seguirò, sei buon pastore.
vincerai, mi mostrerai la tua alleanza. Con olio il capo mi ungerai, mi sazierai con esultanza. Pascoli ed acque troverò, camminerò per il tuo amore. La notte più non temerò, ti seguirò, sei buon pastore. Vivi con me, sei fedeltà, felicità del mio destino. Insieme a te l'eternità avanza già sul mio cammino. Pascoli ed acque troverò, camminerò per il tuo amore. La notte più non temerò, ti seguirò, sei buon pastore. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i sacramenti della salvezza, fa che per intercessione della Beata Vergine Maria assunta in cielo giungiamo alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Utile, necessaria e preziosa la spiegazione che ci ha dato sul posto della, un po' impegnativa anche. Della sede. No, c'era bisogno perché i parrocchiani hanno visto, che hanno detto, ah sì, guarda che interessante, bello. Qualche altro ha detto, ma no, che posto strano. E quindi le voci sono varie. Era necessario. Il vescovo si decentra perché il centro sia Cristo e anche lo sguardo a Maria. Però adesso lo mettiamo nuovamente al centro, il nostro vescovo, per fargli gli auguri. Ieri è stato il suo compleanno e di tutto cuore. Invecchiamo. Il primo anno intero in mezzo a noi. E ringraziamo il Signore insieme con lei per quest'anno in cui ha guidato la nostra Chiesa, però cresce anche il Vescovo con la Chiesa. Continui ad essere un cammino fecondo sotto lo sguardo di Maria. Auguri ancora. Grazie Monsignor Graziano, grazie per questi auguri, per la cura che ha nei confronti
di questa chiesa cattedrale, della parrocchia, perché la cattedrale è un po' complicata come chiesa perché è parrocchia e chiesa, però tutta la diocesi guarda in questo luogo come a una madre, un centro, un punto di riferimento. Quindi grazie per questo. Un augurio di una buona festa dell'Assunta, che è anche Ferragosto, e quindi forse un po' di riposo, un po' di pausa. Un augurio, un saluto in particolare a chi questi giorni magari li trascorre con qualche difficoltà in più, vuoi per il caldo, vuoi per la solitudine o la malattia. Un saluto anche a chi ha seguito la celebrazione attraverso Radio Palazzo Carli e la Tenda TV. Ecco, si crea una rete, un legame di preghiera, di comunione anche in questo modo. E invochiamo ora la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre in ogni luogo per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede la festa dell'Assunzione di Maria al cielo, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorifichiamo Dio con la nostra vita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Regina Celi, letare, alleluia, qui aquem meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.